Da Guardasigilli volle intitolare alla sua memoria una delle stanze più grandi e belle del Ministero della Giustizia. Oggi da Ministro degli Interni Angelino Alfano non ha voluto mancare alla cerimonia per ricordare il 25° anniversario dell'uccisione del giudice Rosario Livatino, avvenuta la mattina del 21 settembre del 1990. Alfano ha partecipato alla messa concelebrata nella chiesa madre, la stessa nella quale si tennero i funerali del giudice ragazzino, concelebrata dal cardinale Francesco Montenegro. È un dolore che si rinnova e dopo un quarto di secolo non è venuto meno il dolore, ma non è neanche venuto meno il segno eroico di una testimonianza che è stata una testimonianza laica e cristiana, laica di un uomo che credette profondamente nel suo mestiere e nel servizio pubblico come servizio reso alle istituzioni sulla cui Costituzione aveva giurato, cioè lui aveva servito alla magistratura, aveva giurato sulla Costituzione, ma al tempo stesso scriveva sempre sub tutela Dei, scriveva sempre STD, quindi sapeva che il nostro lavoro, per chi ci crede, è sempre affidato ad una tutela e ad una protezione. E la sua incredulità, quando gridò, si racconta così, ai suoi assassini, quando ancora non l'avevano ammazzato e lo inseguivano nella scarpata, e lui gridò ma che vai ho fatto? Che cosa vi ho fatto? Era il gesto, ma soprattutto la voce di un uomo innocente che non dava spiegazione, che non riusciva in quell'istante drammatico a dare la spiegazione alla propria morte ingiusta. Ecco, tutto questo a nostro avviso è il paradigma del magistrato come è stato Rosario Livatino e come dovrebbe essere in assoluto. Io credo che ricordare anniversari non è solo guardare indietro, è soprattutto saper guardare avanti. È un fatto tragico come quello della morte di Livatino, è un richiamo a guardare avanti nella maniera più seria e con l'impegno con cui l'ha fatto lui, perché ricordare soltanto un fatto, un evento e poi tutto limitarsi là e perdere un'altra occasione che la vita ci dà. Questa terra ha bisogno di gente che sia disposta a giocarsi tutto. Lui l'ha fatto perché ha voluto vivere bene la sua professione. Se ognuno di noi cerca di vivere bene al posto in cui si trova, finalmente questa terra potrà cambiare in meglio. La vita del giudice Livatino, e mi permetto di voler dare anche una testimonianza, anche se indiretta. Lui prima ancora di entrare in magistratura è stato un dipendente dell'ufficio di registro dove mio padre lavorava. E mi raccontava poi negli anni seguenti, dopo la sua morte, di questo averlo avuto come collega in ufficio. Un collega intransigente ma nello stesso tempo umano, duro con i forti e sicuramente comprensivo con chi aveva bisogno. Questo era il giudice Livatino. E la sua testimonianza allorché magistrato credo che sia davvero, siamo a 25 anni, credo che sia davvero una vita da prendere come esempio, una pubblica amministrazione che deve essere al servizio dei cittadini e che nel praticare la legalità la vuole questa vita e questa conduzione normale. Porta è senza auto blindata, eppure Rosario Livatino era uno dei magistrati di punta del Tribunale di Agrigento, uno dei più esposti per le sue inchieste antimafia. Fu lui, assieme a Salvatore Cardinale e Roberto Saieva, ad istruire il primo grande processo alla mafia di Agrigento, svoltosi nella palestra di Villa Sete e conclusosi con diverse condanne all'ergastolo. Dall'agosto 89 era stato assegnato alla sezione misure di prevenzione contro la criminalità. Come tutti i giorni, anche in quella calda mattina di inizio autunno del 1990, Rosario Livatino era a bordo della sua auto, una vecchia Ford Fiesta colore amaranto. Percorre la statale 640 per raggiungere il tribunale nei pressi di Contrada Gasena. Poco prima di Agrigento viene affiancato da un'auto e da una moto. L'auto di Livatino è speronata. Partono le prime raffiche di mitra. Livatino è ferito ad una spalla e fugge a piedi giù nella scarpata. Lo insegue uno dei killer, Gaetano Puzzangaro, di Palma di Montechiaro, conosciuto come Amusca. Un inseguimento tragico, drammatico. Puzzangaro spara 4 colpi di grazia sul volto del magistrato che implorando gli chiede: «Che cosa ho fatto?».
Alle fasi dell'agguato assiste casualmente anche un rappresentante di commercio del nord, Pietro Ivano Nava, che dal cellulare della sua auto chiama il 113 ed è grazie alla sua testimonianza che gli inquirenti risalgono al comando. Subito vengono arrestati Domenico Pace e Paolo Amico Palmesi, fuggiti poche ore dopo l'agguato in Germania. E ancora Giovanni Avarello di Canicattì, i palmesi Giuseppe Croce Benvenuto e Gaetano Puzzangaro. Mandanti del delitto sono Salvatore Calafato di Palma e Salvatore Parla e Giuseppe Montanti di Canicattì, che obbedirono ad un ordine impartito dal carcere di San Vito da Antonio Gallea, zio di Avarello e capo della Stigia di Canicattì. Accanto al corpo di Livatino viene rinvenuta un'agenda in cui spiccava la sigla STD, una sigla che per mesi aveva fatto impazzire gli inquirenti. Alla fine fu il docente universitario Giovanni Tranchina a risolvere il giallo. Quella sigla sta per Sub Tutela Dei, sotto la tutela di Dio, e si trova in tutte le agende di Livatino. Sono le invocazioni con le quali in età medievale si impetrava la divina assistenza nell'adempimento di certi pubblici uffici. Una giornata intensa quella di oggi, dove si svolgeranno tante funzioni. Ecco, lei sarà uno anche dei protagonisti che ha lavorato tanto anche per questa postulazione di Livatino. È un modo, pensiamo, anche dignitoso per poter non solo ricordare la testimonianza del giudice Livatino, il servo di Dio Livatino, ma anche per incarnarne lo spirito e quindi possa assurgere come modello, ecco, delle nostre azioni quotidiane. E vedere anche questa mobilitazione dei magistrati, delle forze dell'ordine, ma anche di tantissimi cittadini, veramente ci rincuora. Ci ricorda che l'esempio di Livatino rimarrà sicuramente per sempre vivo ed efficace. E soprattutto non dimenticarci che lotta alla mafia vuol dire lavoro e scuola, al di là del lavoro dei magistrati, importante e fondamentale. Lavoro, ci vuole lavoro, scuola, politiche sociali, servizi. A 25 anni dalla morte quanto c'è ancora da fare in Sicilia? Non solo in Sicilia. È un paese, l'Italia, che deve interrogarsi, che avrebbe parlato di Roma mafia capitale, che avrebbe parlato dell'Emilia Romagna, della Liguria. Non dimentichiamo che 33 anni fa a Torino fu ucciso il procuratore della Repubblica Bruno Caccia. Allora è un'Italia che deve interrogarsi oggi più che mai con maggiore determinazione e con maggiore forza. Il messaggio che ci ha lasciato purtroppo 25 anni fa il giudice Rosario Livatino è quello di lo spirito di servizio, quello che in qualche modo soprattutto chi poi ricopre incarichi pubblici, ha responsabilità collettive per la gestione della comunità, ma poi è rivolto a ogni singola persona, a ogni singolo cittadino, ognuno nella sua piccola parte, è quello di interpretare la propria vita anche come servizio nei confronti degli altri. 21 di settembre sembra una giornata difficile perché ha vissuto in quei momenti direttamente l'angoscia, la disperazione e poi la forza di cercare di riprendere e di fare sì che quello che Rosario aveva fatto non andasse disperso. Molti passi sono stati fatti, ce ne sono tanti altri da fare, ma il problema è che il problema tra il bene e il male non si risolve da parte di una persona o con un santo, si risolve ogni giorno. Rosario, come tutti oramai abbiamo imparato a conoscere, era una persona molto semplice, legata al suo lavoro, alla sua famiglia e ai colleghi moltissimo. Evidentemente però a giudicare dall'eco che ha avuto ogni anno l'anniversario della sua morte, è un uomo la cui memoria credo continua nel tempo e i cui valori rimangono importanti per tutti noi. Oggi questo ricordo serve a indicare questo esempio straordinario e di acqua sotto i ponti dopo 25 anni ne è obiettivamente passato.